Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In questo numero, la SMEC Caorle conquista i play-off. In Serie D, Portogruaro sogna ancora la Final Four. Intervista con il presidente Leonardo Moretto. Matteo Consonni ci racconta l'ultima vittoria della capolista Casarsa con il CUS Trieste. Nel volley, Portogruaro inarrestabile, vittoria a Zanè, Serie B sempre più vicina. Parleremo anche di mountain bike con il servizio sulla Marathon Valle Zignago. E chiuderemo dal campo sportivo del rugby Portogruaro con il direttore sportivo Paolino Travisan. Sul neutro di Annone Veneto, Caorle si impone su Codroipo e vola ai play-off. Arrivati all'ultima giornata della regular season, con la necessità assoluta di fare risultato, i gialloblu non hanno dunque fallito l'appuntamento più importante della stagione. Adesso affronteranno nel primo turno Arzignano con la relativa bella in trasferta. Partita intensa da livello agonistico piuttosto elevato, quella vista da Annone Veneto. Caorle parte bene, un canestro di Rubin fa segnare il +7 sul 18-11 a 3 primi e 34 secondi della prima sirena. Nel secondo periodo i gialloblu calano in quanto a concentrazione ed offrono il fianco ai friulani che assestano un parziale di 19-7 che fa vedere le streghe. Sotto di 8, 28-36 all'intervallo lungo, all'interno dello spogliatoio i litorani si guardano negli occhi e rientrano in campo con un'altra marcia, recuperando subito il gap.
Il match prosegue punto a punto sino a che Dalovic non mette una tripla che dilata al +5 il vantaggio sul 59-54. Nel finale 2 falli tecnici rischiano di rovinare tutto, con Codroipo che si porta nuovamente a -1 sul 61-60, ma Caorle non si disunisce e porta a casa l'incontro, seppur con tanta sofferenza. Dai playoff resta fuori Corno di Rosazzo, battuta sul fil di sirena dallo Jadran. Invece, nonostante la sconfitta, si qualifica la stessa Codroipo. Ai quarti di finale dunque accettano Oderzo, Jesolo, Arzignano, Jadran, Mestre, Caorle, Monfalcone e Codroipo. Allora coach, finalmente possiamo davvero sorridere. Finalmente siamo arrivati alla fine e abbiamo raggiunto l'obiettivo stagionale. Un obiettivo stagionale è arrivato in quest'ultima partita con tanta sofferenza. Sì, più che altro è un risultato che volevamo a tutti i costi. Eravamo legati anche ai risultati di altre squadre avversarie, perché sarebbe stato sufficiente che perdesse Monfalcone oppure Corno di Rosazzo, cosa che poi tra l'altro è successa perché entrambi hanno perso. Però non abbiamo pensato a questo, abbiamo pensato a vincere la gara e l'abbiamo fatto con molta concentrazione e determinazione e alla fine abbiamo vinto. Ecco, alla fine avete anche rischiato di buttare via tutto con due tecnici beccati forse in modo troppo superficiale. Sì, sono partite dove è normale che la tensione sia molto alta, per entrambe era una partita a spareggio, ci sono stati alcuni momenti della gara in cui entrambe le formazioni hanno avuto dei cali. Noi l'abbiamo avuto ad esempio nella fine del secondo quarto, quando appunto ne hanno approfittato anche la squadra di Codroipo, ne ha approfittato e ci ha portato sotto di 10 punti. Quando siamo rientrati dallo spogliatoio però le cose sono cambiate e in pochi minuti abbiamo recuperato lo svantaggio e abbiamo condotto la gara fino alla fine. Purtroppo ci sono stati sì un paio di episodi verso la fine della gara che rischiavano di comprometterla e questo è frutto della tensione e del nervosismo che si stava accumulando, però dobbiamo farne tesoro, nel senso che dobbiamo evitare di ricadere in questi errori, perché sarebbe stato un peccato dover compromettere tutto il lavoro svolto bene finora per questi episodi. Playoff che dovrete affrontare contro Arzignano. A questo punto, viste tutte le vostre peripezie, insomma, andate lì e non vi ponete d'accordo limiti, però insomma non avete neanche alcun tipo di pressione, diciamo che non avete nulla da perdere. Sì, il fatto di non avere questa grossa pressione addosso, di dover per forza raggiungere un risultato più alto di quello finora raggiunto, ci può agevolare, però conoscendo i giocatori, conoscendo la squadra che ho a disposizione e nonostante le peripezie alle quali facevi riferimento tu prima, non c'è nessuna intenzione di mollare, affronteremo tutte le gare senza timore reverenziale e siamo convinti che non ci sia una squadra rispetto all'altra che abbia i favori del pronostico. Saranno tutte partite secondo me giocabili e non sono escluse anche sorprese rispetto a quello che è stato l'andamento del campionato. Speriamo di poter giocare almeno una partita al Palamare a questo punto. A questo punto nel senso che ormai è da gennaio che giochiamo ad Annone Veneto e riuscire a fare anche una sola partita a Caorle potrebbe a questo punto diventare anche penalizzante, perché non ci alleniamo da mesi, potrebbe diventare un campo ancora più neutro di quello che è adesso Annone, dove non ci alleniamo ma almeno giochiamo una volta ogni 2 settimane. Eccoci a parlare di pallacanestro Portogruaro con il presidente Leonardo Moretto. Dunque presidente, una squadra seniores che nella pool promozione di Serie D sta veramente facendo sognare un po' tutti. Ma al di là di ogni aspettativa abbiamo fatto un girone d'andata esaltante, abbiamo vinto 4 partite su 6, siamo la seconda squadra nella mini classifica della pool promozione, abbiamo battuto Monfalcone che era una compagine di un certo livello piuttosto nettamente, abbiamo mostrato un gioco molto veloce, molto
molto bello anche per ampi tratti. Li abbiamo battuti anche proprio sul piano fisico-atletico, segno che i ragazzi stanno maturando, sono convinti loro stessi, sono in fiducia, che è molto importante nel nostro sport, e quindi stanno forse in questa parte finale della stagione, sono arrivati a una maturazione anche atletica che ci sta premiando. Sognare non costa nulla, anche se obiettivamente ci sono parecchie squadre concentrate in 4 punti, noi siamo in scia, dobbiamo fare onestamente un girone di ritorno quasi perfetto. Dai miei conti possiamo permetterci una sconfitta se rispetteremo questo ruolino di marcia, agganciamo il quinto posto, e il quinto posto vuol dire giocarsi le Final Four per un posto promozione, sarebbe un sogno grandissimo per Portogruaro. In classifica Casarsa si insedia in vetta vincendo con il Cus Trieste, niente da fare per Sacile che sembra ormai aver alzato bandiera bianca, in rivalivenza è passato anche Cervignano, mentre Aviano non ha fatto meglio con Gorizia. Matteo Consonni ci racconta la vittoria della capolista. Ultima d'andata in pool promozione per la Cop Casarsa che ospitava il Cus Trieste. La squadra di De Stefano cerca di mettere una seria ipoteca già nei primi 2 quarti, chiusi sul +9, 38-29 il punteggio. Casarsa che allunga in maniera decisiva nel terzo periodo. Bel canestro qui per Franzin che si ripete subito dopo con la tripla su assist di Pippo D'Angelo. Terzo quarto chiuso da questo canestro da mezzo angolo di Rizzi, punteggio 54-32, partita in cassaforte per i padroni di casa. Prova allora Trieste a rientrare con uno scatenato Padovan, 2 canestri in fila per lui, tripla per il numero 13, ma Casarsa chiude il match con il classico movimento di Pippo D'Angelo nel cuore dell'area e con i canestri di Franzin in allontanamento e di Prenassi con questo bel jumper dopo la finta di passaggio consegnato. Gran movimento del numero 17, la tripla proprio sulla sirena conclusiva di Padovan serve solo a fissare il punteggio sul 66-53 con cui Casarsa vince l'incontro. 11 per D'Angelo, 22 per Padovan. Ultima giornata della regular season anche per la Polisportiva Concordia, a giochi ormai fatti, sapendo di dover affrontare i play-out a ultima della classe e quindi con l'eventuale bella in trasferta, è arrivata la prima vittoria stagionale lontano dal campo amico. In quel di Quinto Vicentino le concordiesi si sono imposte per 64-58, partita mai in discussione se non nel primo quarto, quando le padrone di casa si sono portate a condurre sul 15-10, gap subito recuperato creando successivamente il break vincente, gestito poi sino alla fine. Ai play-out le concordiesi affronteranno Sarceto. E veniamo anche a parlare di settore giovanile, in questo fine settimana risultati che sono stati sostanzialmente buoni, 3 vittorie su 4 incontri disputati. Sì, tutte le nostre squadre giovanili hanno giocato in trasferta, l'unica sconfitta era un po' inevitabile perché giocare contro Azzurra a Trieste si perde perché sono fra le compagini migliori in Italia. Però una sconfitta di 74-58 ci lascia molto, molto soddisfatti. Abbiamo giocato, non dico ad armi pari, ma quasi con una delle compagini più interessanti sul piano nazionale, mentre per le altre squadre del nostro settore giovanile bisogna segnare 3 vittorie, che sono quella dell'Under 18 a Casarsa, quella dell'Under 15 a Fiume Veneto e quella dell'Under 13 a Porcia. Quindi da quel punto di vista lì un weekend molto soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Stanno scorrendo i titoli di coda di questa stagione e come sempre è tempo anche di programmare un po' quello che sarà il prossimo anno. Voi lo state già facendo? Sì, abbiamo già iniziato da fine marzo. Posso dire che avremo delle novità per l'annata cestistica del prossimo anno. Apriremo ad altre collaborazioni e inseriremo, diciamo, nel roster dei tecnici nuovi soggetti molto preparati, in maniera da dare al nostro movimento un ulteriore sviluppo e slancio, perché crediamo fortemente, come abbiamo sempre professato, in uno sport dedicato ai ragazzi ma di alta e grossa qualità. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo.
Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dotaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il mare nel piatto, in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. Il Bibione Mare non ci crede più, traspare questo dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, subita sul campo del Cordenons, una battuta d'arresto che toglie quasi ogni speranza di salvezza ai ragazzi di coach Baldissin. Del resto si sapeva che nonostante il filotto di 4 vittorie consecutive ci sarebbe voluta un'impresa per recuperare una situazione di classifica disastrosa. Al di là del 3-0 subito, la squadra comunque, soprattutto nei primi 2 set, ha tenuto testa ai più quotati avversari. Solamente nel terzo e ultimo parziale si è vista una netta differenza di valori in campo. Adesso, nonostante una retrocessione quasi certa, vi è comunque da puntare almeno al terzultimo posto, utile per garantirsi una miglior posizione nella griglia dei pescaggi. In Serie B per il resto situazione quasi delineata al vertice, dove Prata si è da tempo garantita ai play-off e dove la maggiore accreditata per il secondo posto continua ad essere Bolzano, che conserva 3 punti di vantaggio sul tandem seguitore formato dal Valsugana e dalla Pallavolo Motta. In C maschili invece la Pallavolo Portogruaro è ancora più lanciata verso la promozione diretta in Serie B. A Zanè i biancoverdi hanno offerto una grande prestazione di forza, spazzando letteralmente via dal campo i vicentini che all'andata in riva all'Emene si erano nettamente imposti. Adesso, per uno scherzo del destino, tutto si deciderà nell'ultima di campionato. In un Paralovisa gremito andrà in scena quella che è a tutti gli effetti una finale, al cospetto della capolista valsugana. Chi vincerà avrà la possibilità di giocarsi la promozione diretta con la prima classificata del girone A. Sì, per noi le ultime 2 partite erano 2 finali, la prima è andata bene, diciamo i primi 2 set avversari annichiliti, il terzo hanno lottato, ma alla fine è venuto fuori il nostro carattere dopo anche diversi errori, quindi abbiamo proprio tirato su
alla fine da grande squadra. Adesso ci manca l'altra finale che sarà tra 2 sabati contro la prima in classifica. Una vittoria da 3 punti vorrebbe dire il primato, cosa per noi molto, molto importante, diciamo, a questo punto della stagione per come abbiamo giocata. A questo punto è logico fare anche un attimino di valutazioni sul prossimo avversario che si è insediato al primo posto, ma insomma dal punto di vista tecnico temevate più il Valsugana oppure il Faisanè di sabato scorso? Ma forse il Zanè lo conosciamo meglio perché il palleggiatore ci abbiamo giocato contro un sacco di volte, quindi era una squadra nostra più alla nostra portata forse per com'è. Il Valsugana non lo conosciamo molto perché non abbiamo loro partite in quanto non sono nel circuito delle partite della Serie C. E ci abbiamo giocato una sola volta, tra l'altro una partitaccia male, noi diversi elementi fuori, infortunati, perdemmo 3-0, dunque non sappiamo come andrà sinceramente, 0 pronostici per la partita di sabato. C'è in palio comunque una partita di spareggio con la prima in classifica dell'altro girone, vorrebbe dire che se arriviamo primi giochiamo contro la prima dell'altro girone e chi vince va su diretto, e gli altri invece dovranno farsi i playoff sotto. È una grande chance che poi viene così, la prendiamo così perché è inaspettata, però adesso ci è venuto un po' il languorino, vediamo come va. In Serie D femminile è venuta a meno anche l'ultima speranza di salvezza per il volley Sastino. Contro il Pavan Abbigliamento, per poter concretamente sperare, le liventine erano obbligate a vincere. Invece si sono inchinate alle dirette concorrenti per 3-7-1. Sastino retrocede in prima divisione, campionato nel quale non militava dagli inizi degli anni 2000, da decifrare il futuro che magari potrebbe contemplare, come è possibile nella pallavolo, per non precipitare nei campionati provinciali, l'acquisto dei diritti sportivi di una Serie D. Stessa strada percorsa dalla pallavolo Portoguaro lo scorso anno, che dal non riuscire ad emergere dai campionati provinciali è passata adesso a lottare per i playoff nella categoria superiore. Domenica per le portoguaresi è arrivata una sconfitta con il Bremas Volley, una delle corazzate del campionato, ma la battuta d'arresto non pregiudica comunque niente in ottica playoff. Le portoguaresi restano sempre a 2 punti, pronte a sfruttare ogni minimo passo falso di chi le precede. In prima divisione invece la Pallavolo Concordia ha compiuto un ulteriore passo in avanti verso il ritorno in Serie D. A Stra le biancorosse sono passate al tie break. Resta comunque del rammarico per non aver saputo chiudere una partita che le vedeva in vantaggio per 2-0, facendosi trasportare al quinto set. In classifica il volley Clodia ha dunque recuperato 1 punto sulle concordiesi, adesso sono 2 le lunghezze di vantaggio sulle clodiensi alla vigilia dell'appuntamento post pasquale, quando il Palavalerio scenderà alla capolista Bissuola, peraltro già battuta a domicilio all'andata. Alberto Filosi della Radical Bikers ha vinto l'8ª edizione della Marathon Valle Zignago, valevole quale prova unica del campionato nazionale AXI MTB Marathon, percorrendo i 65 km in 2 ore 3 primi e 40 secondi. Ha preceduto sulla linea del traguardo il triestino Giampiero D'Apretto della Feder Club Trieste. Al via partenze scaglionate per ogni singola categoria. I 2 partiti nel secondo gruppo hanno tagliato il traguardo con un tempo sensibilmente inferiore alla coppia di testa composta da Nicola Marson, Sorriso Bike Team, e Daniel Formelli, Team Bandiziol, arrivati in volata in 2 ore 4 primi e 24 secondi. Nicola Marson si è comunque aggiudicato la maglia tricolore della categoria Elite Master. È stata molto dura, sempre partito sempre in fuga dall'inizio alla fine, percorso molto veloce, con tratti di single track molto belli e tecnici, bello percorso. Chiaramente partito per vincere. Sì, sono partito già dall'inizio forte, cercavo di vincere, volevo portarla a casa questa vittoria, anche perché sono qua di casa quasi, è stato bellissimo quasi giocare in casa, sì, correre in casa, è stato molto bello. Eravate in 3, avete l'allungo decisivo a quanti chilometri dalla fine? Gli ultimi 15 km siamo riusciti a staccare il terzo su un tratto abbastanza tosto. E dopo alla fine ce la siamo giocata gli ultimi 500 metri, sono riuscito a staccarlo l'ultimo rettilineo con lo scatto e sono riuscito ad arrivare primo. Sì, un grande risultato, cercato quest'anno, voluto. È il terzo anno che vengo qua e quest'anno devo dire è andato tutto bene come volevo.
Siamo rimasti in 2 dopo pochi chilometri dalla partenza, ce la siamo giocata alla fine in volata, ho recuperato sul primo gruppo scaglionate le partenze, quindi abbiamo recuperato a livello di tempo e è venuta anche la vittoria assoluta, quindi sono più soddisfatto di così. Un percorso che è ancora migliore di quello dell'anno scorso. Sì, molto bello, curato, c'erano dei tratti nuovi di single track molto belli, i soliti dritti di Valzignago con gli argini e tutto il resto, però divertente, cioè 60 km sono passati facili. Programmi futuri? Adesso mollo un po', dopo andrò a fare la Hero e insieme al mio socio Gianluca Fabroni andiamo a fare di nuovo quest'anno la Transalp e vediamo come va. Tra le donne invece ha primeggiato Luisa De Lorenzo Poz della Este Bike Zordan in 2 ore 21 e 43, tagliando il traguardo al 113° posto della classifica assoluta. Nella versione Extreme Marathon, sulla distanza dei 100 km, arrivata a lambire il mare Adriatico lungo la spiaggia della Brussa, ha trionfato per distacco Andrea Bravin dell'UC Caprivesi in 3 ore 29 e 31, davanti a Thomas Cefuta, Eppinger Team, e Massimo Boscolo della Quality Torpedo. Sfortunato Gianfranco Mariuzzo, il quale è andato al comando dopo pochi chilometri, è stato tradito dalla traccia GPS errata, sbagliando il percorso. Alla fine si è classificato in 11ª posizione. Tra le donne ha prevalso Elisabetta Carboni in 4 ore 19 e 53. La giornata è stata completata da un'ecopedalata a velocità controllata che ha visto al via ben 200 bikers. Sì, manifestazione che quest'anno anche baciata, come si suol dire, dal bel tempo, ha confermato insomma anche l'affezione a questo tipo di corsa, in un percorso sicuramente diverso a quello che molto spesso i bikers affrontano, quindi tutto in pianura, in mezzo alle valli di Laguna, ricordo sempre Valle Zignago, le lagune di Caole, la Brussa, insomma un percorso diciamo abbastanza anomalo per quello che i biker sono abituati a fare, ma che ogni anno conferma che c'è anche insomma, la voglia e viene apprezzata proprio questa diversità. Una gara comunque molto tecnica, ricordo, perché si parte veramente a tutte e si arriva a tutta, come si suol dire in gergo ciclistico, e le prime impressioni degli arrivati sono molto buone, questo ci fa solo piacere, perché come sempre insomma alla fine del coronamento di tutto il lavoro fatto, e ringrazio veramente tutti dall'amministrazione comunale e tutte le associazioni di Concordia, che non le cito perché le dimenticherei qualcuna perché sono veramente moltissime, ma veramente una città, un paese che ha abbracciato completamente la manifestazione. E chiudiamo questo nostro appuntamento settimanale con lo sport del Veneto orientale. Dal campo sportivo di allenamento del rugby Portogruaro si stanno allenando i ragazzini e noi siamo con il direttore sportivo Paolino Trevisan. Dunque analizziamo un po' questa seconda parte di stagione che ha visto il movimento portoguarese crescere comunque, una prima squadra che tutto sommato dopo una fase di transizione per quanto riguarda la prima parte del campionato si è presa diciamo delle grosse soddisfazioni. Assolutamente sì, la squadra dei seniores ha affrontato il ritorno in maniera superlativa, ha creato un gran gruppo e questo gruppo ha fatto sì di portare a casa 2 vittorie contro la prima e contro la seconda in classifica ed avvicinarsi veramente alla vetta. Il problema quindi vittoria contro il Silea e contro gli Jesolo, prima e seconda rispettivamente. Purtroppo invece domenica c'è stato un arresto contro il Fogliano, abbiamo perso 26-22, purtroppo gli infortuni si sono fatti sentire e per poco non abbiamo fatto l'unplay. Però il gruppo è consolidato, è pronto per sicuramente sta chiudendo bene e niente, stiamo ridefinendo per il prossimo anno. Diciamo appunto che questo gruppo ha creato veramente le basi per dare quelle soddisfazioni, quei risultati nella prossima stagione che tutti si attendono. Assolutamente, è un gruppo consolidato con
qualche ragazzo d'esperienza, il gruppo forte e i giovani che si sono avvicinati quest'anno, alcune giovani realtà che sono maturate molto. E guardando anche in ambito giovanile, andiamo ad esaminare innanzitutto il cammino dell'Under 16, un Under 16 che aveva iniziato con qualche difficoltà nella prima fase della stagione, poi nella seconda fase veramente è uscita alla grande. Assolutamente sì, la 16 è stata una scommessa, nel senso che avevamo pochi numeri all'inizio, ma la nostra volontà, quella di creare la famosa filiera dai piccoli ai grandi, ha portato avanti questa scommessa. Abbiamo affidato la squadra a un allenatore di grossa esperienza, Alberto Giacomini, il quale oltre all'esperienza ha portato con sé la sua punto di forza, il gruppo. Anche in questo caso il gruppo si è dimostrato vincente perché da dei numeri contati abbiamo recuperato qualche ragazzo, ma quel gruppo lì ha lavorato molto bene, infatti ha fatto grossissimi risultati, molto positivo, perché adesso con questi ragazzi che hanno fatto veramente la differenza potremmo anche pensare, anzi è un obiettivo, quello di portare avanti anche la famosa Under 18 e quindi il completamento della filiera. Bravi ragazzi, bravo allenatore, veramente nota positiva sicuramente del settore giovanile. Per quel che riguarda invece l'Under 14? Under 14 molto interessante, la seconda fase si è dimostrata finalmente, ha portato i ragazzi a giocare, a confrontarsi con delle realtà più vicine alla nostra e i ragazzi hanno risposto molto bene. Il gruppo anche in questo caso si è consolidato grazie all'allenatore Gigi Valerio, belle realtà, bravi ragazzi entrambi, sia quelli che il prossimo anno andranno in 16 che quelli che resteranno, e è un buon momento anche da parte del 14, siamo veramente soddisfatti. Ecco, il Rugby Portogruaro che ha in serbo anche altre iniziative anche per l'estate. Assolutamente. Le iniziative non finiscono, avremo per il trentennale la trasferta a Marmande, visto che l'associazione Rugby Portogruaro già 30 anni fa è stata la prima ad affiancarsi ed andare a Marmande. Trentennale, quindi andiamo su con tutto quanto il nostro gruppo, disputeremo molto probabilmente anche delle partite, penso a livello 7 con i francesi del Marmande, con la prima squadra e con l'Under 16 sicuramente, e per gli altri sarà modo di trascorrere insieme, di fare gruppo e di vedere una realtà diversa. Poi successivamente, come lo scorso anno, concluderemo con la festa di giugno che partirà quest'anno dal 7 e si concluderà all'11, 7 e 8 dedicato alle scuole. Dopo a completamento dell'attività che abbiamo fatto alle scuole ci sarà il classico torneo che quest'anno, a differenza degli anni scorsi, giocheremo qui per dar modo insomma finalmente di consolidare, far vedere a tutti le nostre strutture nuove con i nuovi spogliatoi, la nostra nuova clubhouse ed accogliere al meglio i ragazzi delle elementari.